Villa Speciosa, San Platano. Le caratteristiche della struttura in pietra calcarea, insieme con la scala esterna, insieme con l'impianto a doppia navata absidata e al pregevole rivestimento della facciata, sono il frutto di una integrazione provenzale al modello pisano-lucchese. Sicuramente uno dei monumenti romanici più interessanti dell'intera Sardegna. La costruzione è ipotizzata attorno al secondo quarto del XII secolo. Notevole appare la facciata, arricchita da numerosi inserti di marmi di spoglio scolpiti. Notevoli nella parte superiore 2 ruote in intarsio marmoreo.